Si va verso l'ufficialità da parte del PD della candidatura dell'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo a presidente del Veneto per le prossime elezioni regionali. A Eraclea c'era la mafia, così il giudice dell'appello nel processo ai casalesi con l'aumento delle pene inflitte in primo grado. La reazione del sindaco, fenomeno insospettabile. Per alcuni mesi ha lavorato come colf per una famiglia padovana che ha derubato di 20.000 euro, ora dovrà scontare la sua pena. Parla dal reparto dove lavora Antonino Pipitone, medico dell'USS Euganea, che si trova a scontrarsi con la realtà di pazienti costretti ad aspettare anche 12 mesi per una visita. Continua a tenere banco il dibattito delle nozze a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Dopo la mobilitazione dei movimenti contrari, nasce anche un comitato a favore. E gli alpini di Marostica rendono omaggio al tenente Cecchin nel Tempio Ossario di Bassano, toccante cerimonia nel luogo in cui la medaglia d'oro riposa. Benvenuti all'informazione regionale, il nostro TG che si occupa di Veneto e che apre, come avete sentito dai titoli, con le elezioni regionali. Si va verso l'ufficialità da parte del Partito Democratico della candidatura dell'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo a presidente della regione. Le votazioni si dovrebbero tenere in autunno e ora ci sarà la presentazione agli alleati di centrosinistra. Il PD ieri sera con la direzione regionale, con 58 favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto, ha dato mandato al segretario di perfezionare questo tipo di proposta che era emersa, cioè di andare a, diciamo così, attuare questo indirizzo di convergenza sul nome di Giovanni Manildo. Ormai manca solo l'imprimatur definitivo, ma la direzione del Partito Democratico ha messo il sigillo anche con i numeri al nome di Giovanni Manildo, quale candidato del centro-sinistra per le elezioni del prossimo presidente della Regione Veneto. Candidatura sulla quale si è lavorato mesi e che il segretario Tonella garantisce sia un nome di convergenza per una larga intesa del centro-sinistra. Nessuna bocciatura per la consigliera regionale Vanessa Camani, con la quale si continua a lavorare. La Vanessa è una dei nomi che è emerso dalle consultazioni territoriali, è una proposta che è stata valutata e nel mandato del segretario e nel dispositivo che è stato votato ieri in direzione la proposta di Manildo ovviamente è la principale, ma ci sono anche altri nomi che verranno valutati. Ora non resta che presentare il candidato a tutto il tavolo della coalizione di centrosinistra e trovare l'intesa definitiva, nonostante qualche bocciatura al nome dell'ex sindaco di Treviso fosse già arrivata da Verona e da qualche circolo padovano. La proposta di Manildo rende i Dem cittadini particolarmente orgogliosi, anche perché la scelta non è stata dettata da linee direzionali romane. Per noi del Partito Democratico di Treviso è motivo d'orgoglio. Un ultimo appunto, noi il candidato di centrosinistra lo scegliamo in Veneto e non ce lo facciamo scegliere a Roma nelle segrete stanze, nelle riunioni fra Tajani, Salvini e Meloni. Sul terzo mandato infine la questione sembra ormai chiusa, ma sono altri i problemi sui quali discutere, programmi per il futuro e progetti concreti per la regione. L'ipotesi del terzo mandato ormai non interessa più ai cittadini veneti, ma interessa solo ed esclusivamente a Luca Zaia, che forse ha bisogno di un lavoro dal prossimo novembre. Ci auspichiamo che d'ora in poi si cominci a parlare di liste d'attesa, di medici di base che non ci sono, di case di riposo, dirette per le case di riposo e di ambiente, di cementificazione selvaggia del nostro territorio. Ecco, queste sono le cose che possono interessare i veneti. A Eraclea c'era la mafia, così il giudice d'appello nel processo ai casalesi con l'aumento delle pene inflitte in primo grado. La reazione del sindaco, fenomeno insospettabile, restiamo in allerta. Condanne per complessivi 265 anni di carcere, quasi 40 in più rispetto ai 216 del primo grado, e quell'aggravante data dall'articolo 416 bis del Codice Penale che riconosce lo stampo mafioso, escluso nella prima sentenza, all'associazione a delinquere che agiva ad Eraclea. È una sentenza dura, durissima, quella inflitta in secondo grado dalla Corte d'Appello di Venezia al cosiddetto clan dei casalesi di Eraclea. Innanzitutto nel peggioramento delle condanne dei principali esponenti dell'associazione. Luciano Donadio passa da 26 anni e 3 mesi a 30 anni di carcere, Raffaele Buonanno da 19 a 29 anni e 10 mesi, Antonio Pacifico da 7 anni e 11 mesi a 10 anni e 6 mesi, Antonio Buonanno da 14 a 19 anni e 3 mesi.
Ma la sentenza è anche pesante nel dipingere un quadro di controllo del territorio composto da minacce e intimidazioni, spaccio di stupefacenti e traffico d'armi, rapine, estorsioni ed usura, e infine nel dire che sì, nel Veneto orientale c'era la mafia. Io credo che certi fenomeni si sviluppano proprio laddove il paese non dà sospetti. Cioè Eraclea non è mai stata calcolata da nessuno perché comunque è un paese che non si è sviluppato ancora, è un paese insospettabile, quindi probabilmente il terreno fertile almeno trova, non che ci siano dei fatti particolarmente gravi che succedono a Eraclea. Però la base può essere questa. Nel settembre 2020 Nadia Zanchini è diventata la prima donna sindaco di Eraclea, raccogliendo un comune travolto dall'inchiesta giudiziaria e commissariato dopo l'arresto con l'accusa di voto di scambio dell'allora sindaco Mirko Mestre, poi assolto sia in primo che in secondo grado. A maggio Nadia Zanchini, di professione avvocato, ha rivinto le elezioni con un ampio margine. E se si parla di infiltrazioni mafiose non è detto che operano nel territorio, non conoscono il confine, in questo caso del Piave, visto che abbiamo il fiume Piave. Naturalmente ci deve essere una sinergia un po' di tutte le forze, non solo politiche, o meglio, la politica fa, ma la sinergia la dobbiamo fare con la prefettura, con la procura, quindi la magistratura e con le forze dell'ordine presenti sul territorio. Ora la cronaca con una rissa tra stranieri che è scoppiata ieri sera all'esterno dell'ex caserma Serena di via Zermanese tra Treviso e Casier. Non sarebbe un caso isolato, secondo i residenti, che ricordano come siano passati 10 anni dall'apertura del centro di accoglienza che doveva essere temporaneo. Sono quasi sempre, insomma, o a mattino, o il pomeriggio, o di sera, c'è sempre comunque. Scene che si ripetono, quelle di ieri sera davanti all'ex caserma Serena, ospiti che si affrontano in mezzo alla gente e al traffico. Lei ha 2 figlie ed ha paura. Sì, c'è la paura, c'è tantissime di paura, perché giustamente vedi, arrivi una sera, non sai, o ti vieni da lavoro, sei stanco, ti riposi, devi aspettare loro quando arrivano, sempre con la paura, e li devi aspettare davanti alla porta quando arrivano a casa, insomma, non è una cosa normale. Anche ieri sera, forza dell'ordine è subito sul posto per fermare e identificare i protagonisti che nel frattempo sono scappati verso tutte le direzioni. Indagini in corso, anche se quest'ultima rissa sarebbe stata provocata da 2 bande di immigrati di diversa etnia. Ma è tutta la situazione dell'ex Serena che secondo i residenti andrebbe rivista, a partire dagli immigrati che hanno o meno diritto di alloggiare nella struttura. Stavo su un'azienda e loro venivano a lavorare su questa azienda, però dormivano qua, li vedevo io. Però mi facevi le cose mie, non è compito mio vedere queste robe. Però che loro devono vedere chi lavora, non deve stare qua dentro, si deve pagare l'affitto e basta. Tra l'altro, ci ricorda un altro volto storico dei residenti davanti all'ex caserma, il centro di accoglienza, per dichiarazione dell'allora sindaco Manillo e del prefetto Lega, doveva essere temporaneo. 10 anni è il 15 luglio. E dopo 10 anni qui sostanzialmente è cambiato poco? No, non è anzi è cambiato in peggio. E il motivo è questo, perché c'è troppa libertà, non c'è nessun controllo. Agli italiani hanno insegnato i doveri prima dei diritti e a questi qua invece hanno insegnato prima i diritti che non i doveri. Ma i residenti, oltre alle risse quasi quotidiane, segnalano un'altra emergenza sicurezza. Qua c'è una marea che dilaga, ogni giorno si spaccia. Ecco. Ma dov'è il punto? È al cimitero? È là, fuori dei cancelli del cimitero, sull'angolo che viene di qua, e così si infiltrano anche nel territorio dietro la caserma, dove hanno i nascondigli loro e naturalmente ritornano e distribuiscono. Ormai i clienti sanno che passano di qua e andati via i militari con la loro camionetta, andati via il carabiniere o il poliziotto, vedi la ronda delle macchine che comincia a fare il circuito. Ancora cronaca, per alcuni mesi ha lavorato come colf per una famiglia padovana che ha derubato però di 20.000 euro e ora dovrà scontare la sua pena. Nel 2020 aveva rubato numerosi gioielli alla famiglia per cui lavorava come colf in zona Stanga a Padova. La donna, italiana 53enne, aveva sottratto monili per un valore di 20.000 euro che erano custoditi in vari punti dell'abitazione.
La polizia di Padova, del commissariato Stanga, aveva indagato dopo la denuncia del furto. Subito aveva insospettito gli investigatori la mancanza di segni d'effrazione. I poliziotti, dopo aver raccolto le testimonianze delle vittime, si erano concentrati proprio sulla donna, all'epoca cinquantenne, che per alcuni mesi aveva frequentato l'appartamento come collaboratrice domestica. Tempo necessario per carpire la fiducia dei datori di lavoro e scoprire dove fossero nascosti i gioielli. Un lavoro chirurgico, quello della donna, che non ha avuto bisogno di mettere a soqquadro l'abitazione per trovare i preziosi. Ora è stata condannata a 3 anni e 2 mesi di reclusione ed è stata portata alla casa circondariale di Verona. Manifestazione degli antagonisti No TAV a Vicenza. Una cinquantina di partecipanti hanno pedalato verso i nuovi cantieri che quest'estate intensificheranno i lavori per realizzare la nuova linea ferroviaria nel capoluogo berico. L'idea è quella di fare appunto una biciclettata e andremo ai cantieri del TAV che sono attualmente attivi, sono attivi da un po' di mesi, e faremo una affissione con un messaggio che abbiamo preparato insieme al collettivo di Bologna CIP. Erano oltre una cinquantina i partecipanti alla biciclettata No TAV che dall'edificio destinato all'abbattimento del bocciodromo rioccupato dai centri sociali si sono diretti verso ovest ai cantieri TAV che intensificheranno i lavori dalla seconda settimana di luglio. Una prima tappa a Ponte Alto. Attacchiamo uno striscione chiedendoci se 10 minuti in più risparmiati tra Milano e Venezia valgano 10 anni di devastazione a Vicenza. La nostra opposizione all'alta velocità è un gesto d'amore verso la nostra terra, diciamo no all'inquinamento del suolo, di aria e acqua, però diciamo di sì ad una giustizia che parte dal basso, ad una comunità che si fa voce. Noi siamo una comunità desiderante che vuole difendere questa città. La comitiva ha poi proseguito verso Altavilla scortata dalle forze dell'ordine per arrivare alla meta finale della manifestazione. All'esterno di questo nuovo cantiere TAV sono stati scanditi slogan e affisso un messaggio lungo il perimetro di recinzione. Noi abbiamo affisso questo messaggio che è chiaro: nel conflitto c'è la cura, nel senso che noi veramente abbiamo un territorio che va curato e preservato soprattutto per le prossime generazioni, le generazioni future. Purtroppo quello che si sta delineando per Vicenza è una città sempre più inospitale e sempre più inquinata, e l'opera TAV, il raddoppio dei binari per l'alta velocità, per dedicare 2 binari all'alta velocità, è all'interno proprio di un peggioramento della qualità della vita dei vicentini. Con l'imminente intensificarsi dei lavori nei cantieri cittadini, i movimenti No TAV annunciano la prosecuzione delle manifestazioni. Ci saranno manifestazioni pacifiche, il 1° luglio è una manifestazione in cui invitiamo le famiglie a venire con i bambini, proprio perché è una manifestazione per chi è nato quest'anno e per chi deve ancora nascere, perché ricordiamolo che i cantieri TAV dureranno decenni, sappiamo anche come vanno i cantieri in Italia. Intanto a Venezia continua a tenere banco il dibattito sulle nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Dopo la mobilitazione dei movimenti contrari, però nasce anche un movimento a favore dell'evento che sarà ospitato in laguna. Non c'è solo il fronte dei contrari a quello che a Venezia si è già guadagnato il titolo di matrimonio dell'anno tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Dopo le polemiche e l'azione dei contrari, che si è meritata anche l'attenzione oltreoceano del celebre quotidiano New York Times, coloro che sono invece a favore e vedono di buon occhio l'arrivo in laguna della coppia scendono in campo. Dopo il puntuale intervento anche di Don Gianni Antoniazzi, parroco della parrocchia dei Santi Gervasio e Protásio a Carpenedo, in un articolo sul bollettino parrocchiale Lettera Aperta, in centro storico nasce a Venezia il comitato spontaneo Yes Venice Can, Sì Venezia Può, che mette insieme albergatori, negozianti e categorie economiche.
A sostenere il comitato in prima fila l'Associazione Veneziana Albergatori con il suo vice direttore Daniele Minotto. Non è un problema reale quello che sta venendo discusso e portato all'attenzione del mondo, anzi è un momento di quasi più di invidia che non di reale criticità. Quando ci sarà la mostra del cinema avremo molti più yacht di quelli che verranno in questi giorni, che saranno alcune imbarcazioni sicuramente grandi, sono circa 200 ospiti, quindi per una città che ospita ogni giorno più di 100.000 persone non è sicuramente un problema. Il matrimonio porterà presenze in laguna di grande qualità. È un evento importante perché promuove la città, perché fa dare un'immagine di una città non d'élite, ma che può ospitare eventi di alta portata, di portare quella che è il turismo di qualità. Quello che serve è evitare quell'immagine di città, di turismo di massa che oggi viene troppo spesso fatta vedere all'esterno. E questo davvero è l'inizio di un percorso nuovo che permette di migliorare quello che è l'impatto del turismo in città. Parla del reparto in cui lavora Antonino Pipitone, medico dell'ULSS Euganea, che si trova a scontrarsi con la realtà di pazienti costretti ad aspettare anche 12 mesi per una visita. I numeri che la Regione racconta non corrispondono al vero, dice. Faccio l'esempio del mio reparto, diabetologia, ospedale dei Colli di Padova, senza andare lontano. Noi eravamo 10 medici fino a un anno e mezzo fa, adesso siamo 6 medici. Allora chiedo a Zaia se in diabetologia a Padova le liste sono state abbattute dell'87%, come dice lui. Antonino Pipitone, già consigliere regionale ed esponente di Padova Bene Comune, è soprattutto un medico al centro di diabetologia di Padova. È diretto nei confronti del presidente della regione Luca Zaia sul tema liste d'attesa. La regione continua a ripetere gli stessi dati da febbraio, dice Pipitone, ma la realtà è un'altra. Lui parla dell'80% del taglio delle liste d'attesa, come aveva detto lo scorso febbraio, riguardo le visite, chiamiamolo così, normali. Magari fosse così, noi, come abbiamo detto l'altra volta, chiediamo a Zaia, prima di fare delle dichiarazioni, quantomeno fare qualche telefonata al CUP, far fare qualche telefonata anche ai direttori generali, informarsi un po' fra i suoi amici o conoscenti se in effetti è proprio così. Abbiamo dei seri dubbi che non è così, anzi abbiamo certezze che per non tutte le specialità è così. L'esperienza tra i reparti del dottor Pipitone racconta di molti pazienti che, non potendo rivolgersi al privato e vedendo i tempi d'attesa lunghi, smettono di curarsi. Parlo della mia esperienza, che penso sia comune a molti colleghi che hanno a che fare con le patologie croniche o comunque con patologie impegnative. Io dovrei vedere un paziente a 6 mesi e non riesco a vederlo, devo metterlo un anno e mezzo, 2, e poi comincia a vedere in maniera impressionante persone che cominciano ad avere un diabete scompensato, cominciano ad avere complicanze, cosa che in teoria dovremmo prevenire. Il problema oggi non è l'urgenza, noi vediamo le urgenze subito, il problema è la cronicità, è il territorio, non è l'ospedale. L'ospedale dà buone risposte in tempi relativamente brevi. Per fare un intervento di cataratta si parla di 2-3 anni, per fare un enne inguinale ci vogliono 2-3 anni, interventi molto semplici, voglio dire, sembrano sciocchezze, ma non lo sono per chi vive un problema di malessere e di sofferenza. Quindi il problema non è, come dire, la questione che Zaia dice da questi numeri, il problema è che questi numeri purtroppo non corrispondono alla realtà. Ultimo weekend da bollino rosso in attesa di quelli da bollino nero per le prossime partenze in vista dell'esodo vacanziero di luglio e agosto lungo la rete autostradale di competenza della concessionaria Autostrade Alto Adriatico. In questo momento il traffico è intenso ma fluido, è proprio un antipasto dell'esodo. Da adesso in poi ci sarà sempre un'escalation. Autostrade Alto Adriatico operativa con tutti i mezzi e persone in campo lungo la rete di propria competenza in questi giorni caldi ma non caldissimi per assistere, monitorare e intervenire qualora la forte mole di traffico prevista, soprattutto nei fine settimana, verso le barriere delle località marine prese d'assalto dai vacanzieri dovesse chiamare.
Da inizio luglio fino a fine agosto saranno fermati i cantieri cosiddetti impattanti lungo tutto l'asse viario per permettere di viaggiare nella massima sicurezza, innalzando nello stesso tempo la qualità dell'asfalto posato e delle barriere spartitraffico, senza dimenticare le opere di intervento ai caselli di Monfalcone Est, lungo la bretella che collega la A4 al Trieste Airport e il casello di San Donà di Piave, direttrice verso il mare vicino outlet commerciale. Infine il ruolo fondamentale delle due autostrade Free A28 a pagamento solo il tratto Cordignano-Conegliano e A34 Villesse-Gorizia, strategicamente importanti come valvole di sfogo e alternative alla stessa A4. Task Force è pronta, noi siamo pronti durante le giornate di esodo ad avere in campo circa 300 persone, che vuol dire operatori della sala radio, ausiliari della viabilità, tecnici degli impianti. Bisogna considerare che abbiamo molta tecnologia, non si deve guastare, qualche guasto può capitare ma siamo in grado di risolverlo al momento. Certo. Una lettera dal fronte russo del 1943 ritrovata negli archivi del comune di Brendola. L'amministrazione comunale l'ha consegnata ufficialmente agli eredi dei fratelli Targon, due alpini che non fecero ritorno a casa. Ho solo un ricordo che mi ha missato in questa spalla e cantando una canzone d'amore degli alpini io potevo sentire la piuma del cappello. Per cui questo solo ricordo, ma è come se l'avessi una fotografia. È il ricordo della nipotina quando aveva 4 anni dei fratelli Targon, Silvio e Massimiliano, alpini dell'Armir, che nel 1943 non tornarono dal fronte russo. Nelle sue mani il comune ha consegnato l'ultima lettera che il padre Angelo aveva scritto a Silvio proprio nei giorni in cui i due fratelli persero la vita. Il padre nelle prime righe informava che la sorella Assunta stava meglio dopo un preoccupante periodo di febbre. Non potendo più essere consegnata la lettera di colore azzurrino, tornò poi al comune di provenienza. Nessuno dei funzionari pubblici si sentì allora di recapitare ai familiari la triste missiva nella quale il padre aveva inserito anche una busta preaffrancata per la risposta. Un documento eccezionale ritrovato 80 anni dopo nell'archivio storico comunale, spostando casualmente alcuni faldoni. Ora, tra tanta commozione, quella lettera è tornata nelle mani degli eredi dei fratelli Massimiliano e Silvio Targon. Oggi abbiamo fatto tornare a casa due nostri alpini che erano dispersi in guerra, morti. Abbiamo consegnato questa lettera, abbiamo dato dignità, abbiamo dato alle famiglie ancora un ricordo di questi ragazzi. Ho visto una famiglia molto unita e molto commossa, è stato un momento importante per la comunità, ma soprattutto questi sono momenti dove ricordare serve per non dimenticare. E intanto gli alpini di Marostica rendono omaggio al tenente Cecchin nel Tempio Ossario di Bassano. Gli alpini di Marostica celebrano il tenente Giovanni Cecchin, al quale è intitolata la sezione, con una cerimonia toccante nel luogo in cui la medaglia d'oro riposa assieme a oltre 5.000 caduti della Prima Guerra Mondiale. Un vero e proprio pellegrinaggio davanti alla tomba di Cecchin, che si è spento dopo l'ennesimo assalto all'Ortigara il 19 giugno del 1917. Alla commemorazione era presente, oltre al vessillo della sezione marosticense, anche quello dell'Ana Montegrappa assieme al gonfalone della cittadina murata. A fare gli onori di casa il vice sindaco Mariano Scotton, mentre l'amministrazione di Marostica era rappresentata dalla consigliera Mara Dalla Rosa. Da quando è nata la nostra sezione approfittiamo sempre di avere questa giornata per ricordare la nostra medaglia d'oro, la cui è anche titolato la nostra sezione. Trema la voce al presidente della sezione quando ricorda il tenente Cecchin, la cui figura e le cui gesta sono ancora oggi un riferimento per gli alpini. Un obbligo, perché commemorare chi ha dato la possibilità e chi ha provveduto a darci la nostra libertà col sacrificio dei nostri genitori, dei nostri padri, dei nostri nonni. E quello vorremmo anche trasferire questi valori ai giovani.
Il pellegrinaggio al Tempio Ossario diventa per gli alpini di Marostica un imperativo, ovvero quello di trasferire i valori delle penne nere ai giovani, in un momento storico in cui il sogno di pace è messo a rischio dai venti di guerra che soffiano non lontano dai nostri confini. Viviamo in un momento tragico perché ci sono guerre in tutti i stati ormai, le abbiamo qui alle porte e dobbiamo cercare di lanciare questo segno di pace, perché la pace per noi è il nostro messaggio. Gli alpini di Marostica, concluso il pellegrinaggio alla tomba del tenente Cecchin, si dedicheranno ora alle relazioni istituzionali per perorare la propria causa e portare nel 2028 la dunata triveneta delle penne nere nella cittadina murata. Un obiettivo decisamente a portata di mano. È tutto per l'informazione del Nord-Est, ma rimanete con noi subito dopo la sigla, le previsioni meteo di Antenna 3 che ogni giorno al termine dei nostri telegiornali disegniamo per gli scenari meteo delle ore e delle giornate successive nel Nord-Est, un appuntamento fondamentale per chi lavora o sceglie una gita fuori porta, interamente curato dalla nostra redazione e prodotto negli studi di Media Nord-Est. Arrivederci.